Interminabili liste di attesa nel pubblico e, di conseguenza, visite in aumento nel privato, sia come numero che come prezzi. Dopo la pandemia che ha allungato i tempi per l'accesso alle prestazioni sanitarie, i veneti hanno messo mano al portafoglio e si sono rivolti sempre di più alla sanità privata, che a sua volta ha aumentato i prezzi, adeguandoli all'inflazione e al caro energia. A sancirlo definitivamente sono i dati del rapporto del Ministero dell'Economia e della Ragioneria dello Stato, secondo il quale ogni cittadino veneto ha visto aumentare la spesa sanitaria pro capite del 4,5%, passando da 628 euro annui del 2019 ai 761 euro del 2021. In termini assoluti, a livello regionale, vuol dire 3 miliardi 520 milioni di euro che venivano spesi nel 2019 complessivamente. Nel 2021 la spesa sanitaria complessiva è stata per i cittadini 3 miliardi e 680 milioni di euro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 25 agosto 2023. La prima notizia del giorno riguarda il caro inflazione anche sulla sanità. Più costose medicine e visite private. Questo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi. A pagina 4 l'articolo è firmato da Alice D'Este. La spesa pro capite per i veneti è aumentata del 4,5%, da 728 euro nel 2019 a 761 nel 2021. Vediamo le dichiarazioni di Stefano Campostrini, professore ordinario del Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, componente del Comitato Tecnico Scientifico della Ca' Foscari Challenge School. Post-Covid è aumentata la richiesta di prestazioni private per sopperire alle liste d'attesa. In sostanza, i cittadini veneti, trovandosi di fronte a lunghissime liste d'attesa nella sanità pubblica, si sono rivolti al privato pagando di tasca propria. Parla anche Giovanna Capuzzo di Federconsumatori Veneto. Il ricorso alla sanità privata è diventato quasi obbligatorio, ma con l'aumento dei costi e vista la situazione di difficoltà delle famiglie, le persone semplicemente rinunciano alle cure. Molti cittadini rinunciano a curarsi. Le chiamate che ci arrivano, dice Capuzzo di Federconsumatori, sono davvero molte. Nel frattempo festeggia la sanità privata. Sempre sulle pagine del Corriere del Veneto l'intervista a Vincenzo Papes, amministratore delegato del centro medicina, colosso della sanità privata e convenzionata. Al momento conta 3.150 addetti con 45 sedi, 43 cliniche poliambulatoriali, 2 cliniche con ricovero che sono Villa Maria a Padova e il San Camillo a Milano. Dice Papes, le richieste salgono del 40%, stiamo aprendo nuovi centri, assumiamo sempre più medici. Al pubblico, secondo Papes, resteranno soltanto le cure essenziali. I medici vengono da noi perché hanno retribuzioni migliori e ritmi meno stressanti rispetto all'ospedale. Abbiamo aumentato i prezzi dell'8%, tra inflazione e caro energia era necessario per far quadrare i conti. Questo per quanto riguarda la crescita sconfinata, a quanto pare, della sanità privata nella nostra regione e la crescita di conseguenza dei costi a carico dei cittadini, della spesa sanitaria privata cosiddetta out of pocket, fuori dalle tasche direttamente dei cittadini, i soldi per pagare le cure mediche. Ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi parlando della politica regionale con 2 articoli per unica notizia che sono in qualche modo insoliti. Parlano entrambi del presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia e delle sue prospettive per il futuro. Soltanto che questa volta lo scenario non sembra sorridere a Zaia e gli articoli non sono per una volta celebrativi dei grandi successi del presidente o del governatore, come viene chiamato, più amato e più apprezzato dai suoi elettori, forse anche perché non lo è più. Nell'ultimo sondaggio è stato superato dal presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna Stefano
Bonaccini, ma leggiamo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Zaia, uomo solo al comando, il nemico giurato lo attacca, nessuno dei suoi lo difende. Quello che potrebbe essere l'ultimo mandato di Zaia, ricordiamolo, è già il terzo mandato da presidente della giunta regionale. Ebbene, quest'ultimo mandato si avvia alla fine. La popolarità del presidente è ancora elevata, ma la squadra è fredda. L'articolo è di Filippo Tosatto, scrive: l'ultimo treno buono sarà quello delle elezioni europee, lo attendono in tanti. Insomma, di cosa si parla? Si parla della carriera politica del presidente del Veneto Luca Zaia, che è a un punto chiave, un punto di svolta. Vorrebbe candidarsi per il quarto mandato da presidente della regione, ma non può perché la legge non glielo consente. In realtà in Italia i presidenti di regione hanno il limite dei 2 mandati, lui è riuscito a farne 3 perché il Veneto è stata tra le ultime regioni a recepire la normativa nazionale con il tetto dei 2 mandati, e però per farne un quarto dovrebbe cambiare appunto questa legge nazionale. Giorgia Meloni non sembra molto per la quale, ma nel frattempo in Veneto Zaia è bersaglio di polemiche, di attacchi anche all'interno del perimetro del centrodestra, e appunto Filippo Tosatto nel suo articolo ricorda soprattutto i recentissimi attacchi di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, parlamentare, ex sindaco di Verona, ma soprattutto da sempre nemico giurato di Luca Zaia, almeno dai tempi delle elezioni regionali del 2015, quando provò a sfidare, a contendere la leadership di Zaia alla presidenza della regione, candidandosi presidente appunto della regione Veneto. Un altro articolo sulle pagine del Corriere del Veneto: dietro le quinte, Zaia, il nodo del terzo mandato e quegli attacchi inaspettati dagli alleati del centrodestra. Qui si parla di una saldatura Meloni-Schlein contro la ricandidatura dei presidenti che vengono definiti eterni, quindi no alla possibilità di un terzo mandato per i presidenti di regione. Per Zaia sarebbe il quarto, abbiamo detto. Su questo ci sarebbe un accordo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, e allora si fa veramente complessa la partita per Luca Zaia. Abbiamo visto sui quotidiani del gruppo Gedi l'ipotesi di una corsa alle europee, ma sono già l'anno prossimo, insomma ci sarà il tempo, ci sarà il modo. Zaia deciderà di interrompere il suo mandato da presidente della regione prima della scadenza e prima di aver raggiunto gli obiettivi che si era prefissato, non solo le Olimpiadi di Milano Cortina ma anche la promessa della autonomia regionale. Lo vedremo. Nel frattempo leggiamo il punto del Corriere del Veneto, che è molto interessante. Si parla di alta tensione fra gli alleati, sale la temperatura nel centrodestra, di questi giorni le bordate sulla sanità veneta da parte di Flavio Tosi di Forza Italia, e quelle sull'autonomia con le scaramucce fra Lega e Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Gli interventi di De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il botta risposta con Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Poi appunto si parla del tetto dei 2 mandati che resterà in vigore negli scorsi mesi. Alcuni storici presidenti di regione come il Veneto Luca Zaia e il campano Vincenzo De Luca avevano chiesto chiaramente l'eliminazione del tetto di 2 mandati, ma il governo, a trazione Fratelli d'Italia e anche il Partito Democratico, sono piuttosto tiepidi su questa ipotesi. La Lega in crisi e le critiche aperte è il terzo punto del riassunto del Corriere del Veneto. Sarebbe stato impensabile fino a poco tempo fa, ma si moltiplicano gli episodi di critica alla giunta Zaia, come nel caso del sindaco di Castelfranco Veneto, che ha attaccato la linea di Zaia sui diritti, una linea progressista, almeno nell'ambito assolutamente conservatore e reazionario della Lega salviniana. E poi viene ricordato anche l'attacco del sindaco di Belluno sempre sulla sanità, e poi ancora il fuoco amico sull'accoglienza. Fra gli episodi più recenti ha fatto scalpore, nonostante il recente appoggio al congresso regionale, il no al protocollo sull'accoglienza diffusa dei migranti da parte del segretario della Lega Alberto Stefani e di altri sindaci
del Carroccio. Di fatto quindi Alberto Stefani, pochi mesi, poche settimane dopo aver incassato il sostegno implicito, ma neanche così tanto, da parte di Zaia al congresso regionale, come ha scelto di ringraziare il presidente Zaia, sbattendogli la porta in faccia sull'accoglienza diffusa, dicendo no a qualsiasi protocollo d'intesa sulla questione dei migranti. Assieme alle prefetture era stato messo a punto questo documento, e assieme anche al sindaco di Treviso, presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte. Insomma, una situazione piuttosto confusa all'interno del centrodestra del Veneto. Grande è la confusione sotto il cielo di Luca Zaia. Non è detto che la situazione questa volta sia per lui eccellente. Finora la fortuna gli ha sempre sorriso, il forte consenso popolare gli è sempre bastato a vincere, ad andare avanti, a continuare ad occupare il posto di presidente della Giunta regionale del Veneto. Ora qualcosa dovrà probabilmente cambiare. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. La prima sul fenomeno delle specie aliene che nel corso degli anni si sono stabilite a nord-est. Parliamo di nutrie, zanzare, tigre e scoiattoli grigi, i 200 alieni che minacciano il Veneto. Secondo uno studio, nella laguna e nel lago di Garda ci sono i 2 principali hotspot per l'arrivo delle specie non autoctone, e c'è anche il racconto su come il trevigiano fu salvato dal tarlo arrivato nei bonsai. Lo studioso racconta come la nostra regione rappresenta una delle principali vie d'approdo per le specie aliene in Europa. Secondo un entomologo, per il granchio blu è troppo tardi, non si può più eliminare, ma solo contenerne la diffusione. Ecco, proprio il granchio blu è il motivo di tutto questo interesse in questi ultimi giorni per il fenomeno appunto dello spostamento delle specie animali e dell'insediamento delle cosiddette specie aliene, specie animali che arrivano da altre parti del mondo. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia. Afa a nord-est, 28 gradi anche a Cortina, il termometro supera i 38 gradi in pianura, in 20 comuni di Padova e Rovigo, stato di pericolo grave per gli incendi. Questa notizia è sul Gazzettino di oggi, ma è soprattutto nella temperatura assolutamente fuori norma, assolutamente eccezionale di questi giorni. Continuano a essere raggiunti record per le alte temperature. La situazione dovrebbe proseguire fino al fine settimana, quando finalmente il meteo dovrebbe cambiare. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il podcast torna la settimana prossima. Nel frattempo, a tutte e tutti voi un buon fine settimana.